i complimenti da parte di Moresco e da parte della Marosticense. Gran partita, perché possiamo dirlo, insomma, è arrivato questo, siete andati sotto per 1-0, però in 10 contro 11 li avete stretti lì e se capita fuori il gol non c'è nulla da dire. No, abbiamo fatto un buon secondo tempo sicuramente, sì. Il primo tempo non l'abbiamo sviluppato bene, loro secondo me sono comunque un'ottima squadra, allenata bene, quindi siamo soddisfatti del punto che abbiamo portato a casa oggi. Rognosa, io l'ho definita così in apertura perché li avevo già visti a Mansuè dove avevano complicato la vita al Porto Mansuè, sono riusciti a complicarvela all'inizio anche a voi, però poi ripeto, oggi si è giocato e soprattutto anche con il tentativo di verticalizzare molto bene in mezzo al campo per trovare Janko o chi per lui. No, ma noi stiamo crescendo, lavoriamo per crescere, i ragazzi devono fare uno step mentale ancora di più, oggi l'hanno fatto, sono contento per questa cosa qua, anzi gli ho fatto i complimenti adesso, a fine primo tempo li avevo un po' rimproverati, ma al secondo tempo sicuramente è un'ottima soluzione, buono. Ed è un ottimo punto, qui ci spengono anche le luci per farci capire che bisogna che andiamo via, è un ottimo punto perché insomma serve per dare continuità. No, ripeto, è un ottimo punto, in casa speravamo di portare a casa un po' di più, però un ottimo punto, ripeto sempre, contro una ottima squadra, in salute, con degli ottimi elementi, quindi siamo soddisfatti del punto. Sai che quando Fogliano ha sbagliato il gol là ho detto so già cosa mi dirà poi Malerba, che se i gol bisogna farli, lì si è mangiato una bella occasione che poteva, però insomma va bene così, no? Ah, ma Foglia ha avuto un'occasione importante oggi, nel senso ha giocato per la prima volta dal primo minuto. L'importante è che l'abbiamo visto finalmente, perché 2 anni che non lo vedevamo. Quindi. Esatto, ha giocato dal primo minuto, l'occasione l'ha sfruttata molto bene perché secondo me ha fatto un'ottima partita. Peccato per il gol lì, però poi si è rifatto sull'assist, quindi ha fatto un'ottima partita e devo solo dirgli bravo. Andiamo avanti? Sempre avanti. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie a Massimo Malerba.